intanto salto la scarola. Dal vivo nel backstage con uno chef. Questa volta è veramente uno chef e stiamo parlando di Orlando Bortolami, esperienza da chef pluristellato tra l'altro. Questa è comunque una pizzeria, anche ristorante, dove chiaramente arrivano le telefonate il sabato sera, in modo particolare. Il ristorante mediterraneo è particolarmente capiente qui a Tamai di Brugnera, siamo in provincia di Pordenone, ma chiederemo bene, sì d'accordo, siamo in Friuli Venezia Giulia, il Tre Spicchi appunto del Friuli Venezia Giulia, l'unico al momento, ma in realtà mi sembra che siamo al confine comunque con il Veneto, che è una delle regioni tra l'altro dove sembra che si mangi la migliore pizza in Italia, insieme alla Campania, anche la Toscana, mi dicevano. Siamo al confine col Veneto, chef. È l'ultimo paese del Friuli Venezia Giulia, quindi da dopo Brugnera comincia Treviso. Ecco qua, quindi io sono padovano, quindi diciamo che il Veneto trionfa fra le regioni con le migliori pizzerie, anzi c'è tutto un movimento particolare, non so se anche lei fa parte, diciamo, del movimento Veneto. No, il movimento Veneto è un movimento molto diverso dal mio, cioè è un movimento che si divide in due, cioè da una parte ci sono delle tipologie di lavorazioni che vengono fatte soprattutto con dei marchi importanti di farina. Noi nasciamo come ricercatori principalmente di prodotti primari, per cui il nostro vanto è quello di ricercare sempre dei mulini che ci danno poi qualcosa in più, cioè che ci danno garanzia sul grano, che ci danno delle garanzie di molliture serie, e quindi lavoriamo non sapendo mai ogni sacco che apriamo che cosa ci troviamo dal punto di vista, non abbiamo elasticità, non abbiamo allungamenti, non abbiamo assorbimenti di acqua descritti in etichetta, ma cerchiamo di interpretare quello che era il vecchio sistema dove i panificatori c'era il maestro fornaio, ma si chiamava così proprio perché non era la farina che capiva il fornaio, ma il fornaio che doveva capire ogni sacco di farina che andava ad aprire. Quindi, venendo da esperienza di cucina, oggi mi permette di dire che la pizza è comunque una delle basi della cucina, cioè che utilizza gran parte dei prodotti primari e che quindi nella sua semplicità c'è tutta la sua difficoltà. Abbiamo voluto portare impasti con farine di grani antichi, con delle macinature a pietre importanti, con delle lavorazioni alle vitormase, con bighe di riporto. Soprattutto vogliamo che la pizza sia un prodotto digeribile e fatto con prodotti primari che veramente rappresentino l'Italia e non che siano una presa in giro dell'Italia, cioè nel senso che la mozzarella deve essere mozzarella, il pomodoro deve essere pomodoro. Questo ci porta anche ad avere dei grossi problemi perché chi è abituato a entrare in una pizzeria semplice non fa fatica a capire che cosa ci sia, che cosa stiamo facendo, no? Però invece chi vuole capire, prima di dire se mi piace o non mi piace ciò che ho mangiato, vuole chiedersi so quello che ho mangiato, noi siamo sicuramente al posto giusto. Sappiamo che dopo tanti anni che uno fa questo lavoro può far dire a chiunque è buono anche qualsiasi cosa. Oggi ci danno degli strumenti che sono incredibili, possiamo far diventare buono qualsiasi cosa, quindi secondo me la vera etica professionale è quella di lavorare con una propria coscienza che sia rispetto degli elementi che uno ha in mano e la fortuna di poterseli ricercare, perché quelli fanno delle grandi differenze, mantengono le culture, mantengono tradizioni, quindi ci si sente integrati nel posto dove si abita e anche di questo paese che offre delle cose meravigliose. Questa è un po' la filosofia che vogliamo portare. Mediterraneo. C'è una ragione dietro il nome? C'è una ragione perché tutto ciò che utilizziamo in cucina, soprattutto in Italia, è assolutamente il Mediterraneo è fondamentale, cioè tutto il clima che noi abbiamo, la terra, ciò che utilizziamo è assolutamente influenzato da questo grande mare che è il Mediterraneo, per cui ciò che mangiamo in questo momento è l'essenzialità di ciò che questo territorio ci rappresenta. Il Mediterraneo è un punto molto importante e poi ci fa sentire la bellezza del mare, la bellezza del territorio, ci fa sentire un po' le cose più belle che abbiamo. E in questo bel locale, questa è la cucina, se non sbaglio, ecco, c'è anche il forno delle pizze. Sì, abbiamo un forno delle pizze là, poi abbiamo un laboratorio dall'altro. Ecco, quindi un ristorante molto capiente su 2 piani. Sì, è molto capiente, abbiamo su 120 coperti, quindi
abbiamo la possibilità di utilizzare sia da sopra, sotto. È chiaro che noi utilizziamo materie prime molto importanti, non possiamo fare i ricarichi, anche se qualcuno si permette di venire a dire che siamo cari, non si rende conto che è proprio il contrario, cioè noi abbiamo dei ricarichi che a volte sono del 30-40% per poter dare la possibilità a tutti, quando normalmente in una pizzeria si viaggia al minimo al 400-500% di ricarichi. Una nostra pizza ci mette 2 o 3 giorni di lavorazione con 3 persone che ci stanno dietro, quindi hanno sicuramente dei costi diversi. Le acciughe che usiamo sono solo quelle migliori che troviamo, il pomodoro uguale, dalla basilicata, quindi hanno sicuramente dei costi superiori, però questi costi superiori mantengono anche l'ambiente o darebbero la possibilità a tutti di mantenere l'ambiente che da sempre ci ha fatto grandi, quello è importante. Quindi ristorante e pizzeria convivono? Assolutamente convivono. Quindi come dire, Anche si la viene al cucina. Mediterraneo, si possono ordinare piatti come pizze. Piatti tipo il couscous, quindi partiamo sempre dai grani, macinato a pietra, che cuociamo a mano noi, che può essere di carne, di pesce, di verdure. Certo. Lavoriamo solo pescati giornalieri, quindi quello che si trova, che possono essere le alici, possono essere i gamberei di laguna, cioè facciamo molti frittini, cioè cerchiamo di non essere il ristorante dove lei viene e ordina un antipasto, un primo, un secondo, c'è quello che in questi giorni si trova, che è un po' il nostro modo di lavorare, insomma. E cercando anche, una volta sul pesce si faceva molto di più, oggi per scelta non compro tonno, non compro pesce spada, non voglio sapere niente di ciò che non mi dà un'assoluta sicurezza. Quindi cerchiamo di lavorare con ciò che è sostenibile. Quindi 3 spicchi della guida del Gambero Rosso, quindi diciamo questo è il movimento del Friuli, quindi a un certo punto. Quindi qui inizia il movimento del Friuli e chiaramente si potrebbe anche espandere quindi fino al confine. Si dovrebbe espandere, bisogna, se più siamo e più diamo certo. Possibilità ai produttori di fare delle cose meravigliose. No? Bene. Questo è importante. Bene, quindi da quanti anni qui al Mediterraneo? Abbiamo aperto nel 2005, quindi sono 12 anni. E già con questo concetto? Sì, il concetto era venire da un'esperienza importante di cucina e portare ciò che era il prodotto prima. 12 anni fa nessuno parlava di qualità di prodotto, era dato tutto per scontato. Cioè non si conosceva acciughe cantabrico, non si conosceva golfo di Palicastro, Olivetta Giasche non si sapeva neanche cos'erano, quindi quando siamo partiti eravamo veramente una cosa nuova. Ebbene, e questo quindi è il Mediterraneo e quindi complimenti al nostro chef, chiaramente one man.